progetto è quello di portare l'arte dentro gli ospedali. E in questo caso la funzione dell'arte non è solamente quella di decorare degli spazi, ma anche di alleggerire in qualche modo questo senso di attesa, di preoccupazione e di ansia che spesso i pazienti vivono per molte ore. Il tratto e i soggetti sembrano quelli dei dipinti ad olio di Rousseau, la natura che irrompe con la sua forza e i suoi colori e per la prima volta entra in ospedale, non in un reparto qualsiasi, ma nella sala d'attesa del primo piano dell'ospedale Busonera. Pannelli che sono vere e proprie opere d'arte frutto della maestria di Barbara Jacopetti, illustratrice. Eccoli in anteprima, realizzati all'Istituto Oncologico Veneto in collaborazione con l'associazione Ometto, nata in memoria dell'imprenditore padovano prematuramente scomparso per un glioblastoma. Penso che dare un momento di serenità sia importante non solo per i pazienti e per i loro accompagnatori, ma come dicevo prima anche per il personale che passa di qua. In fondo avere un attimo di occhio fuori dalla finestra credo che sia anche un pezzetto di cura. La bellezza che cura e allevia i tempi d'attesa. Per individuare i soggetti dei quadri è stato proposto un sondaggio con più opzioni rivolto proprio ai pazienti dello IOV. Sono molto contenta, molto felice perché spero che tutti i pazienti che saranno qui ad attendere le visite possano sognare la natura, di immergersi in questa meravigliosa natura. Ringrazio tantissimo l'arte terapeuta Barbara Jacopetti che ha realizzato questi bellissimi quadri. L'associazione impegnata a sostenere la ricerca sul glioblastoma, il più comune dei tumori primari del cervello, è legata allo IOV, tanto da aver scelto di adottare una ricercatrice interamente dedicata alla prosecuzione degli studi sul progetto Regoma, coordinati dal dottor Giuseppe Lombardi dell'Oncologia 1 dello IOV.